Pareggio che rispecchia fedelmente l'equilibrio dei valori in campo fra Taranto e Matera. Ad amministrare la gara sono state entrambe le compagini, quella del tecnico Picci nel primo tempo, quella di mister Pasquino nella ripresa. I lucani sono partiti bene, controllando adeguatamente il centrocampo, rispettando lo schema arretrato di 4 difensori costantemente in linea. È stato invece il Taranto a commettere errori in difesa, mostrando chiare lacune difficilmente colmabili in assenza di giocatori in grado di offrire garanzia di copertura. Al settimo Esposito ha sciupato l'occasione del vantaggio materano e dopo minuto è stato Cazzarò a rispondere per il Taranto con una mezza rovesciata a volo. Subito dopo lo slalom di Chiappara con una conclusione blanda e al 13° un buon tiro di Zian respinto da Marinacci. Il vantaggio del Matera al 17° è proprio Zian, impredicato di passare proprio al Taranto, ad offrire a Basile il pallone dell'1-0. Il primo tempo si chiude con un bel numero di Foschini che supera più difensori, ma senza concludere adeguatamente. La ripresa assume segno diverso, col Taranto alla affannosa ricerca del pareggio e a trovare l'1-1 è il nuovo entrato Cipriani in diagonale. 2 minuti dopo giunge la risposta di Zian che trova ancora Marinacci sulla traiettoria. Al 39° il cross di Foschini che genera l'azione pericolosa nella difesa lucana e Cipriani a colpire il palo. La sfera finisce sul portiere Bruno e nuovamente sul palo. Negli spogliatoi, infine, presidente e tecnico del Matera entrano in polemica.